io adesso passerei la parola ad Aurelio Latorre e, e Aurelio, possiamo già inserire le slide o vuoi farlo in un secondo momento? Dimmi tu. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Io direi di inserire le slide a cominciare dalla prima, quella in cui c'è il titolo, perché appunto volevo dare l'idea di un percorso che continua. E qui io devo fare due cose, devo ricambiare il ringraziamento a Davide Liotta per aver organizzato tutto questo e anche farvi una confidenza. Quando noi ci siamo visti nell'incontro che lui ha menzionato prima, il 19 agosto, un incontro in cui io volevo presentargli e farlo partecipe di questo studio che aveva prodotto questa famosa strategia di 60 pagine per la tutela e la promozione della lingua siciliana, il mio spirito era quello di confidare a un amico un sogno nel cassetto, ma era anche lo spirito del naufrago che mette il messaggio nella bottiglia sperando che qualcuno lo raccolga, ma sapendo che le possibilità sono infinitesimali. Ecco, invece vedere come questo sia stato raccolto da Davide, che in pochissimo tempo ha organizzato insieme a me il 26 settembre la giornata europea e adesso ha dato il via a questa settimana della lingua siciliana, è stata qualcosa che mi ha sorpreso molto piacevolmente e che ha mostrato le capacità organizzative di Davide, quindi io lo voglio pubblicamente ringraziare per questo e per aver dato la possibilità a questo piccolo sogno nel cassetto di svilupparsi. E poi c'è stata questa fortunatissima coincidenza che siamo riusciti a incrociare questi intenti con quelli dell'onorevole Corrao, che attraverso invece il suo percorso all'Europarlamento, il suo percorso personale, aveva avviato un percorso simile e quindi la possibilità di incrociarsi e di poter creare delle sinergie credo sia stata una coincidenza eccezionale e molto favorevole. Se andiamo alla seconda slide, Davide, noi abbiamo questa foto con le tre bandiere perché sono secondo me le tre dimensioni su cui si sta cercando di lavorare. C'è quella europea e credo che Ignazio abbia menzionato l'evento che ci sarà a Bruxelles il 7 dicembre, una grande conferenza su queste tematiche che secondo me può essere una pietra miliare del rilancio della lingua siciliana. Abbiamo la dimensione nazionale che è quella su cui ci sono dei grossi punti interrogativi, perché la Repubblica Italiana riconosce diverse lingue, c'è una legge del 99 che riconosce diverse minoranze linguistiche, 12, e lì c'è il tedesco dell'Alto Adige, c'è il francese della Val d'Aosta, c'è il friulano del Friuli Venezia Giulia, c'è il sardo della Sardegna, e non a caso sto citando le regioni a statuto speciale, ma ahimè non c'è il siciliano della Sicilia, e questa è una mancanza che ci indigna, perché non ci sono motivi né tecnici né politici per mettere in una legge a tutela delle minoranze linguistiche il friulano e il sardo e nello stesso tempo escludere il siciliano. E poi c'è la dimensione regionale, su cui sono pienamente d'accordo con quanto sottolineato dall'onorevole Corrao. A livello di Regione Sicilia non è stato fatto molto e invece ci sono delle autostrade per tutto quello che si potrebbe fare. Tornando alla dimensione europea, e possiamo andare alla slide successiva, io ringrazio l'onorevole Corrao per avermi coinvolto e per avermi invitato anche come relatore. È un'idea che io avrei durante la relazione, proprio per cercare di essere propositivi e proprio per cercare un modo di convogliare le forze nuove insieme alle forze vecchie che vogliono tutelare la lingua siciliana, vogliono promuoverla, vogliono rimuovere gli ostacoli, vogliono vederne un uso più diffuso. Ecco, come fare?
la mia idea sarebbe di presentare la possibilità di un manifesto. Il manifesto, come sapete, è una dichiarazione pubblica che definisce i principi e gli obiettivi di un movimento e di coloro che decidono di aderirvi. Ecco, secondo me potrebbe essere una buona formula per riunire tutte le diverse forze che in modi diversi vogliono promuovere e tutelare la lingua siciliana. Nella slide avete l'esempio del manifesto di Ventotene, perché è uno dei manifesti più famosi, perché come sapete è considerato uno dei testi fondanti dell'Unione Europea. Questo, diciamo, è un qualcosa che si potrebbe fare nella conferenza di Bruxelles, e su questo comunque mi riservo di parlarne poi più in dettaglio con l'onorevole Corrao, in modo da poter vedere come questo tipo di approccio potrebbe essere attuato. Tornando invece alla dimensione nazionale, in particolare quella regionale, e possiamo andare alla slide successiva, come sapete uno dei punti fondanti a nostro parere è quello di fare leva sulle scuole. Io ritengo che quello dei docenti siciliani sia un esercito per il momento silente forse su queste tematiche, o comunque non unanimemente attivo, ma è un esercito che ha un potenziale enorme per poter aiutare il siciliano a riprendere slancio. E qui vorrei dire, anche per riallacciarmi alla domanda di Davide poco fa, perché molti dicono con tanti problemi che ci sono, come mai sottolineate proprio questo? No, per fortuna sono pochi, per fortuna sono pochi, non sono molti. Per fortuna sono pochi, sì, per fortuna sono pochi. E tuttavia io sono dell'idea che ci sia un equivoco di fondo, che tra l'altro è stato ben chiarito all'inizio da Ignazio Corrao, e l'equivoco di fondo è che molti pensano alla lingua, al dialetto, in questo caso la lingua siciliana, soltanto come un mero strumento di comunicazione, e quindi dicono vabbè, nella loro mente c'è l'italiano, c'è l'inglese, non abbiamo bisogno di soffermarci sul siciliano. E l'equivoco di fondo è che invece la lingua non è solo uno strumento di comunicazione, anzi è più tutto il resto, la storia, il patrimonio culturale, l'identità di chi l'ha parlata e delle famiglie che hanno avuto la loro successione nel tempo e così via. Quindi secondo me c'è anche questo equivoco che va chiarito, e quindi noi quando possiamo dobbiamo sottolinearlo. Tornando quindi a livello regionale, al ruolo dei docenti, noi possiamo fare leva su questa legge del 2011 che noi abbiamo già menzionato il 26 settembre, ma che è un aspetto cruciale di tutto il nostro approccio, perché questa legge non ha avuto ancora applicazione, se non infinitesimale, ma invece è una legge che ha un potenziale immenso nel momento in cui si potranno attuare tutte le cose che questa legge prevede e per le quali il ruolo dei docenti, ripeto, è fondamentale. I docenti sono in contatto con gli studenti, con le nuove generazioni, e le nuove generazioni sono quelle che in questo momento rischiano di perdere questo patrimonio e che per converso hanno adesso la possibilità, col nostro aiuto, con l'aiuto dei docenti, di invece recuperarlo questo patrimonio, e quindi tante iniziative possono essere fatte. E io qui nella prossima slide ho fatto soltanto un esercizio di quello che potrebbe essere una possibilità per le scuole in vista del Natale che è alle porte, e prego Davide di passare alla slide successiva. Le scuole per esempio potrebbero ispirarsi a questo tipo di idee che io ho cercato di riassumere in questa slide per implementare delle attività con i loro studenti. Quindi è possibile parlare del Natale nella letteratura e nella poesia siciliana con gli studenti, è possibile chiedere agli studenti di intervistare, tra virgolette, gli anziani della loro famiglia per chiedere loro
in merito alle tradizioni passate che loro hanno vissuto da bambini. Possono gli studenti improvvisarsi reporter e fare dei reportage video fotografici, tanto tutti ormai abbiamo un telefonino per questo tipo di funzioni, e costruire piano piano un archivio relativo alle tradizioni del Natale messinese. Questo è un tipo di proposta che mi sento di fare, ma anche per dare un esempio di come ogni scusa, in questo caso il Natale, poi potrà essere la Pasqua, poi potrà essere il 15 maggio, l'anniversario dello Statuto siciliano, ci sono 1000 occasioni attraverso le quali i docenti con i loro studenti possono mettere in campo delle iniziative, e queste iniziative non fanno che sottolineare quello che dicevo prima, cioè che la lingua non è solo strumento di comunicazione, ma è un formidabile strumento di conservazione di un patrimonio storico e identitario. Detto questo, vorrei anche fare un accenno alla dimensione internazionale e quindi passare alla slide successiva, anche perché so che dopo di me parlerà Nick Panzarella e questo mi fa molto piacere, perché come sottolineavo anche il 26 settembre, esistono innumerevoli siciliani o di seconda, di terza generazione, che poi poco importa se siano di seconda, di terza o di quarta, quello che importa è il sentimento di appartenenza che ci può essere, e il sentimento di appartenenza alla comunità siciliana può essere fortissimo anche a distanza di generazioni e anche a distanza di migliaia di chilometri, e quindi questo è una testimonianza che forse Nick ci potrà portare. E in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti, dove Nick vive, e qui passerei alla prossima slide, perché gli Stati Uniti, come sapete, negli Stati Uniti la comunità dei siculo-americani è il più grande e il più importante gruppo degli italo-americani, e come sapete gli italo-americani rappresentano una minoranza importantissima negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti sono presenti delle associazioni siculo-americane come le due che vedete citate in questa slide, e con le quali forse si potrebbe cercare di prendere contatto per creare un po' questo ponte tra la Sicilia e i siciliani all'estero, e quindi potremmo forse cominciare proprio con gli Stati Uniti, creare questo ponte con i siciliani all'estero, che secondo me è un di rete che potrebbe riservarci molte piacevoli sorprese, anche per collaborare insieme per una serie di obiettivi condivisi. E quindi qui io mi fermerei con l'ultima slide che Davide adesso metterà, e con la quale io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche a te Aurelio.